Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia entusiasmante dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi interesserà. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo l'edizione odierna del Mattino, Mario Hermoso è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. L'ex giocatore dell'Atletico Madrid, attualmente svincolato, ha messo il Napoli in pole position per il suo ingaggio. Hermoso ha convinto i suoi agenti a ridurre le richieste di commissioni, un gesto molto apprezzato da De Laurentiis. Ora, per chiudere l'operazione, si attende solo l'ok definitivo del DS Giovanni Manna. Tuttavia, ci sono ancora alcune questioni da risolvere. Prima di poter ufficializzare l'arrivo di Hermoso, il Napoli deve liberare spazio in difesa. Questo significa che almeno uno tra Nathan e Juan Jesus, se non entrambi, dovrà essere ceduto. Senza dimenticare la posizione di Østigård, che potrebbe anch'essa influire sulla trattativa. Hermoso porterebbe esperienza e qualità alla nostra retroguardia, e la sua aggiunta potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per rafforzare la difesa. L'attesa per i tifosi è grande e c'è molta curiosità di vedere come si evolverà questa situazione nei prossimi giorni. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa possibile acquisizione? Siete contenti di vedere Hermoso al Napoli? E chi pensate debba lasciare il posto in difesa? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!